Portare la mascherina significa tutelare la mia salute. A questo parole lui si è alterato, mi ha detto cavete anche a ti, mi ha tirato un ceffone e mi ha strappato la mascherina. Al momento ho anche perso un po' l'equilibrio, poi mi sono ripreso, lui se n'era già andato, l'ha buttata per terra e questo è l'episodio. Racconta la violenta e brutale aggressione subita a Venezia Roberto Zamberlan, 65 anni, già gallerista d'arte, nato a Treviso, che dopo aver abitato a lungo a Preganziola ed essere stato assessore comunale, vive da tempo nel capoluogo lagunare, dove ricopre anche il prestigioso incarico di consigliere d'amministrazione della Fondazione Bevilacqua La Masa. Il pestaggio solo per aver esercitato un suo diritto, e cioè aver chiesto a un gruppo di 3 persone incrociate mentre stava rientrando a casa di indossare la mascherina poiché ne erano sprovviste. Mai avrebbe immaginato, dice, di subire il gravissimo danno al timpano per la violenza della risposta di uno dei 3. La rottura del timpano, la perforazione del timpano, anzi, guarda. Questo è il mio timpano. All'ospedale L'Angelo dove ho fatto l'audiometria e hanno riscontrato una perdita del 30% dell'udito. Noi speriamo, questo dice il medico, che le cose migliorino col tempo, che il timpano si saldi, insomma si richiuda, adesso non so i termini corretti, migliori e guarisca. Però ora, come ora, sono così. Già presentata denuncia contro ignoti. È un episodio alquanto sgradevole, ma comunque reale.